Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono felice di raccontarvi la rubrica settimanale sportiva di questa settimana. Partiamo subito raccontando la partita dell'Italia che ha giocato contro l'Austria agli ottavi di finale. L'Italia ha vinto per 2-1, soffrendo moltissimo come non era mai successo nelle ultime partite. Infatti ha iniziato bene il primo tempo, creando molte occasioni pericolose. Si è stati un po' sfortunati, un incrocio dei pali di Ciro Immobile. Dopodiché, dopo un buon inizio, l'Austria ha iniziato anche lei a fare il suo gioco, stava bene in campo, era molto quadrata e col tempo ha iniziato a metterci in difficoltà. L'Italia, dopo le prime difficoltà, si è un po' scomposta, era fragile emotivamente e ha iniziato a subire l'Austria, riuscendo però a mantenere la porta inviolata. Nel finale di partita l'Italia ci ha riprovato per vincere la partita, ma non è riuscita a trovare il gol e le due squadre sono andate ai supplementari. Ai supplementari, grazie ai cambi, l'Italia è riuscita a vincere la partita per 2-1, grazie agli ingressi di Federico Chiesa e Matteo Pessina che hanno aiutato l'Italia a segnare i due gol e poi verso la fine l'Italia ha preso il gol del 2-1 ed è stata una sofferenza riuscire a vincere questa partita. Nonostante l'Italia abbia sofferto più del solito, questa può essere stata una partita molto utile perché nell'ultimo anno l'Italia aveva sempre vinto abbastanza agevolmente contro tutte le squadre che aveva affrontato senza subire troppo. Invece adesso probabilmente un po' con la pressione degli scontri diretti, essendo che erano gli ottavi di finale, l'importanza della partita ha subito questo piccolo contraccolpo che però gli potrà essere utile per permettere alla squadra di saper soffrire tutti insieme per rimanere sempre più unita. Adesso quindi l'Italia si troverà a giocare i quarti di finale, sarà una partita fondamentale contro il Belgio, anch'essa squadra molto forte, una delle favorite a vincere l'Europeo come del resto l'Italia. E è arrivata anche un'altra grande notizia, ovvero la Francia ieri ha perso con la Svizzera agli ottavi di finale, è andata ai rigori e ha vinto la Svizzera. La Francia era la favorita in assoluto per questo europeo e l'avremmo incontrata in semifinale se batteremo il Belgio ai quarti di finale. Quindi adesso conterà solamente far bene contro il Belgio, squadra molto forte con grandi campioni come Lukaku e De Bruyne. La carica per questa Italia e per questo europeo, speriamo tutti possa andare nel migliore dei modi e io vi saluto e ci ritroviamo per parlare dei quarti di finale Italia-Belgio che si giocheranno settimana prossima. Quindi, che dire, speriamo tutti, rimaniamo con le dita incrociate e tifiamo tutti insieme Italia. Ciao a tutti!